Sandrazzini, tu sei su Sardinia World, il canale dedicato al combattimento, alla rievocazione, alla scherma storica e all'archeologia sperimentale. Oggi voglio parlarvi del raggiungimento dei 1000 iscritti su questo canale. Cosa significa questo? Raggiungere i 1000 iscritti è un buon traguardo per poter iniziare ad essere considerati dei canali di piccole dimensioni. A voi amici che mi seguite, penso interessi più sapere dove andrà questo canale, come voglio organizzare il futuro di questo canale a cui siete iscritti. Prima di parlarvi dei futuri progetti vorrei illustrarvi quello che è stato fatto finora. Nel 2019 è stato pubblicato il mio secondo libro ed è un testo abbastanza interessante che, nonostante il titolo, parla in realtà di spade nuragiche. Vi consiglio calorosamente la lettura, magari dedicherò un video apposito su questo tema, però questo è per illustrarvi quanto è stato fatto in questi ultimi tempi. Il secondo, grande evento che c'è stato è la seconda inaugurazione della mostra Sold Out, Soldati di Sardegna, che quest'anno si è allargata a Guerreris, come il nome del mio primo libro, e che tratta essenzialmente di ricostruzioni di armi e armature di guerrieri nuragici. Sarà per tutto il 2020 disponibile nel paesino di Senis, soprattutto nei fine settimana saranno le aperture e di tanto in tanto probabilmente organizzeremo degli eventi. La terza notizia è che finalmente mi sono iscritto al registro regionale guide escursionistiche ambientali per la regione Sardegna. Sto iniziando a fare dei tour, portare le persone a conoscere quello che io ho visto in oltre 10 anni, in realtà stanno diventando più 15 che 10, sono più 15 che 10. In questi 10 anni di peregrinaggi avanti e indietro per la Sardegna, da sud a nord, da est a ovest, a vedere siti archeologici sparsi per il territorio. Già ai tempi in cui stavo facendo il corso di guida escursionistica, molti anni fa, avevo unito queste due cose in un connubio tra escursionismo, e quindi camminare per la montagna, per la campagna e per la costa, con la conoscenza dell'archeologia, della storia del territorio. Proprio di recente ho organizzato un evento in cui hanno partecipato più di 40 persone ed è una buona cosa, almeno dal mio punto di vista. L'altra questione su cui sto ancora lavorando dopo diversi anni è la traduzione della vecchia tesi di laurea triennale su praticamente le ferite da combattimento in periodo nuragico in inglese. È una cosa che sto mandando avanti nonostante la difficoltà con cui si possa riuscire a tradurre un testo in italiano e soprattutto un testo scientifico in un'altra lingua. E per questo cerco di spingere tutti i miei scarsi fondi in quella direzione. L'altra questione che penso possa interessarvi è la nuova tesi di laurea, che praticamente è sulla cronologia dei bronzetti nuragici, sulle armi e le armature indossate, sulle tecniche di fusione che si possono riconoscere in questi bronzetti e sulle spade votive. Ugualmente anche questa tesi sarebbe importante poterla tradurre in inglese, ma di questo magari parleremo la prossima volta, perché il succo è che già da qualche tempo diversi follower iscritti al canale, amici, sostenitori stanno in qualche modo aiutandomi proprio con queste spese che io devo affrontare quotidianamente per poter mandare avanti, oltre che il canale, queste ricerche che magari enti molto più importanti, proprio agenzie eccetera, mandano avanti con ingente profusione di denaro che invece io affronto praticamente da solo. E questo lo dico perché un amico in particolare ha voluto fare una donazione, e lo dico senza problemi, l'amico Michele Carta,
conosciuto sempre tramite il canale, e non dirò ovviamente l'ammontare della cifra, però il suo gesto è sicuramente un esempio di quello che si può fare anche solo seguendo il canale, condividendo o addirittura facendo una piccola donazione. Queste donazioni ovviamente verranno utilizzate per quello che state vedendo, cioè anche soltanto le apparecchiature del set per fare le riprese o il materiale che io mostro nelle diverse occasioni, nelle diverse ricostruzioni. Ad esempio alcuni degli ultimi materiali di cui parleremo saranno una ricostruzione del berrudo o della virga sardesca o della leppa sarda, o tutte le nuove armi nuragiche che stiamo ricostruendo e che stiamo studiando e su cui stiamo lavorando per fare delle pubblicazioni. Eccetera, eccetera. Quindi gli argomenti veramente si sprecano, ci sarà tantissimo su cui lavorare. E già ai tempi della Triennale io avrei voluto fare un lavoro di questo tipo, cioè poter accedere a delle attrezzature, dinamometri, misuratori ad esempio della velocità, della forza, per poter fare effettivamente dei test scientifici. Qui nessuno si occupa, anche perché non c'è magari l'interesse o la conoscenza di determinate problematiche, e che io invece affronto sempre su questo canale. Quindi i futuri progetti quali sono? Continuare a mandare avanti la nostra Nuragic Foundry, la nostra piccola officina sperimentale in cui riproduciamo manufatti nuragici che sono anche diciamo acquistabili per chi fosse interessato e che vanno a alimentare questa associazione da me creata che si chiama Impronte di Storia, Historical Traces. Questa associazione che praticamente si automantiene autofinanziandosi spesso con eventi, mostre, ricostruzioni eccetera eccetera, e che ha il fine di far conoscere la storia e l'archeologia della Sardegna. L'altra questione sono le escursioni, anche queste verranno mandate avanti tempo permettendo, a seconda della disponibilità, ma con un calendario più o meno regolare. Se vi interessa la parte dell'escursionismo in montagna, in campagna, lungo la costa, in natura, insomma, unito alla pratica di poter visitare i monumenti e scoprire di più sulla nostra preistoria e sulla nostra storia, sappiate che l'associazione si occupa anche di questo. In ultimo, ma non meno importante, è proprio la questione dell'archeologia sperimentale. La mostra è un contenitore, una vetrina di quello che facciamo, ma in realtà noi vorremmo veramente occuparci della parte di archeologia propriamente detta sperimentale, non quella che viene propagandata come archeologia sperimentale. In realtà si tratta di archeologia dimostrativa o scenica, spettacolarizzazione eccetera, ma proprio di fare delle ricerche per poter pubblicare dei dati e dei risultati. Spero che questo aggiornamento vi sia stato di qualche modo di aiuto, vi abbia informato su cosa vorremmo fare in futuro io, la mia associazione e via dicendo. Trovate i vari riferimenti su Facebook, Instagram e ovviamente il canale di YouTube. Iscrivetevi, condividete eccetera eccetera. Noi ci rivediamo sempre su questo canale per ulteriori video sull'archeologia sperimentale, la storia, l'archeologia della Sardegna e ovviamente il combattimento. Un caro saluto, a presto, ciao!